Ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, si chiamano Propal, ma il loro vero nemico non è lo Stato di Israele. Parliamo dei nuovi leader della sinistra. Sì, non c'è un grammo di ironia, perché è ora di farla finita con questa ipocrisia, con questa balla che sono un gruppo minoritario residuale di estremisti. No, sono tantissimi, sono organizzati, come si è visto ieri sera, visto che appena la flottiglia è stata abbordata dalla marina israeliana, erano migliaia in piazza con bandiere pronti, slogan pronti, organizzazione pronta, ma soprattutto appena monopolizzano le piazze italiane, la sinistra cosiddetta istituzionale, politica, l'aggettivo moderata non ci sentiamo più di spenderlo, ma insomma la sinistra dei partiti li insegue in modo acritico, affannoso, zelante, servile. Ieri sera, se uno guardava l'aggiornamento dei siti, io peggio mi sento i talk televisivi, da parte di qualunque liderino, figurante, anche del PD, cioè del partito in teoria maggioritario che rappresenterebbe la vocazione di governo della sinistra, non parliamo degli sfascisti a 5 Stelle o degli estremisti rossoverdi di AVS, ma anche del PD, qualunque liderino appartenente al variegato mondo delle sinistre era impegnato a celebrare acriticamente, a fare proprie le parole d'ordine e a inseguire la teppa Propal, che ha immediatamente bloccato la stazione Cadorna a Milano, bloccato la stazione Termini a Roma, bloccato la stazione centrale a Napoli, fatto operazioni analoghe a Firenze, Bologna, insomma ha iniziato a dare corpo a quella parola d'ordine che col riformismo di sinistra, col progressismo non c'entra evidentemente nulla, che è blocchiamo tutto, sequestriamo un paese. Allora, per questo dicevamo che nella retorica ovviamente si chiamano Propal e il loro nemico è chiaramente lo Stato di Israele, l'entità sionista, come ormai la chiamano, ricalcando vergognosamente il linguaggio degli ayatollah iraniani, no? Questa sorta di grande Satana al quadrato. È ancora peggio dell'America. Ormai Israele è il massimo per coagulare le paranoie ideologiche della sinistra estrema, che ormai coincide con la sinistra tout court. Ma questa è narrazione. Poi se guardiamo la realtà effettuale della cosa, diceva il Machiavelli, i loro veri nemici, visto le loro azioni, appunto le loro parole d'ordine, sono altri. Il nemico di costoro è il lavoratore italiano, tendenzialmente delle fasce medio-basse della società, che magari ogni giorno deve usufruire del servizio regionale dei trasporti per recarsi al lavoro, magari cambiando 1 o 2 treni, la cui giornata è fatta di incastri, di minuti, di fatica e di sudore per portare a casa lo stipendio. Il loro nemico è l'operaio, a cui hanno ormai sottratto completamente la rappresentanza sindacale, visto che ormai il sindacato CGIL compresa è una loro appendice, soprattutto il loro nemico è l'operaio, perché nei flussi elettorali degli ultimi lustri ormai ha questo torto irredimibile di aver votato a destra, quindi ha tradito loro, i rappresentanti della battaglia della classe operaia, che non hanno mai visto un tornio nella loro vita, ma sentivano di rappresentare l'afflato storico della classe operaia. Il loro nemico è lo studente sì, normale, ora di risdoganare la bellezza di questo aggettivo, che magari viene dalle periferie, dai centri piccoli, che deve andare in treno all'università per studiare, che ammesso che riesca a prendere il treno e non gli abbiano bloccato la stazione, una volta che è arrivato in università non vuole imbattersi nei picchetti dei collettivi che gli impediscono di esercitare il suo diritto allo studio. Il loro nemico è la persona fragile, magari che ha bisogno di cure, che anche qui magari viene da luoghi periferici, che aveva prenotato treni in serie, che aveva una visita che aveva finalmente strappato dopo lunghe liste d'attesa, e che salterà in questi giorni, visto il delirio all'insegna dello slogan bloccare tutto. Il loro nemico chiaramente è sempre e comunque a priori il poliziotto, l'uomo in divisa, l'agente delle forze dell'ordine. Su questo siamo ancora fermissimi, inchiodati alla fotografia di Pierpaolo Pasolini, il
poliziotto, questo proletario volgare sudaticcio che per uno stipendio spesso ahimè troppo basso si deve sorbire le loro sassaiole, i loro sputi, i loro insulti, con regole di ingaggio che lo imprigionano, se reagisce a un fascista e che per costoro rappresenta no, il custode della reazione e che è un proletario che fa fatica magari a portare il pane a tavola a fine mese. I loro nemici sono i padri e le madri di famiglia italiani, anzitutto in quanto tali, perché essendo padri e madri come dire, sono già assolutamente accusabili di essere dei biechi reazionari, perché affezionati a questo vecchio e retrivo modello di famiglia, e poi perché anche qui sono persone che dimorano nella realtà, che lottano e faticano nella realtà, che accompagnano i figli a scuola, che lavorano, che devono pagare un mutuo. Questi sono i loro nemici principali. Quindi nella retorica se la prendono con lo Stato di Israele, ma come dire, non crediamo che il gabinetto di guerra di Netanyahu sia particolarmente turbato dalle stazioni e dall'Italia sequestrate da questa teppa cosiddetta Pro-Pal. Nella realtà il loro primo nemico è la maggioranza silenziosa degli italiani che vuole vivere, lavorare, autodeterminarsi, possibilmente migliorare le condizioni di vita, possibilmente usufruire di servizi decenti rispetto alla quantità ancora abnorme di tasse che paga. Si chiamano Pro-Pal, sono gli attuali leader estremisti e spesso violenti della sinistra, ma il loro vero nemico sono gli italiani. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.